5 Stelle Sardegna presenta Die pro Die. In collaborazione con 24 sul video. Possiamo fare anche una tessera? Tanto sono in omaggio. Allora facciamo tutti Veniamo la tutti in tessera. via Ortobene numero 20 a Sant'Orsola a Sassari. Ciao! Sì! Mi piacciono solo le cose migliori della vita. Così se tu dici caffè, io dico Lavazza Blu, il sistema espresso di Lavazza. Facile da usare, con l'esclusiva Top Selection e le altre cialde monodose firmate Lavazza per un espresso sempre perfetto. Acquista una modesta quantità di cialde e Lavazza Blu arriva gratis a casa tua. Lavazza Blu, per i maniaci dell'espresso, dai maniaci dell'espresso. Chiama 899 9901, risponde New IMS concessionario Lavazza Blu. Non essere triste, sono iniziati i saldi da Pinarreda. Compra oggi e la prima rata la paghi a luglio 2007 e per gli sposi sconti particolari per il loro arredamento. Da Pinarreda il risparmio è assicurato. Pinarreda, idee e design, a Sassari in viale Porto Torres 119. Su 5 Stelle Sardegna, Die pro Die, ideato e condotto da Paul De Santi. Bentrovati in questa puntata di Die pro Die. La settimana scorsa, ricordate, abbiamo intervistato l'assessore alla provincia di Sassari, Pino Ortu, assessore all'ambiente. Dopodiché siamo andati a sentire l'opinione del sindaco, quindi vi proponiamo ora un riassunto dell'intervista con Pino Ortu e a seguire l'intervista del sindaco di Sassari, Gianfranco Ganau. Bentrovati in questa nuova puntata di Die pro Die. Siamo a Sassari, siamo in Corso Vico. Qui si sa, è successa una cosa un po' antipatica, alcuni alberi sono caduti in seguito a dei lavori che sono stati fatti proprio qui a Corso Vico. Noi siamo in compagnia dell'assessore provinciale all'ambiente con il dottor Pino Ortu. Buongiorno. Buonasera a voi. Una giornata un po' particolare, un po' ci piange il cuore vedere questi alberi insomma che cadono, questi alberi che in qualche modo ci fanno pensare a qualcosa anche di negativo. Beh, sì, intanto perché gli alberi sono parte integrante e fondamentale della nostra vita, voglio dire. Quindi sicuramente un aspetto importante, e poi perché comunque sia hanno creato qualche problema a passanti anche e soprattutto di tipo fisico, per cui insomma qualche problema, come hai detto tu prima, c'è stato. Ho parlato con alcune persone del comune di Sassari, mi hanno detto che ancora non si sa di chi è la colpa, non si sa quali siano in realtà i motivi veri, ma lei che ne pensa, assessore? Sicuramente che la via fosse importante per Sassari, questo è risaputo, è una delle prime vie che è stata realizzata subito dopo l'apertura delle mura di Sassari, anche in contemporanea con la stazione ferroviaria, quindi credo che la via fosse importante. Poi ha sicuramente avuto ulteriore consistenza perché poi collegava il corso, il centro, quindi sicuramente un'arteria importante al centro della città. Per quanto riguarda il problema legato agli interventi, credo fossero necessari gli interventi perché da tanti anni oramai questi alberi non venivano potati, non venivano controllati, quindi c'era sicuramente intervenire anche sotto l'aspetto della pavimentazione, che è una cosa che sta facendo un po' dappertutto a Sassari, e quindi credo che anche in Corso Vico fosse fondamentale questo intervento. Tu hai parlato di responsabilità, io non so se ci possono essere delle responsabilità. Credo comunque che in un contesto generale l'indicazione politica sia quella di rimettere in sesto alcune cose e di migliorarle. Tecnicamente non so cosa sia successo, credo comunque che il Comune abbia anche avviato un'indagine, noi abbiamo avuto modo di contattare il responsabile, un'indagine per capire se ci fossero delle responsabilità, anche se poi io ritengo che siano situazioni che possono comunque succedere, che non sono prevedibili in un contesto di studio e di conoscenza. Poi voglio dire, se ci sono delle responsabilità sicuramente l'amministrazione comunale, se sarà il caso, prenderà anche dei provvedimenti sicuramente. Have decided the sick I've been you.
Siamo a Sassari, lo ricordiamo, questo è Die Pro Die tutti i giorni, il lunedì, il mercoledì, il venerdì in vostra compagnia su 5 Stelle Sardegna, Corso Vico, Sassari, ne abbiamo già parlato all'inizio della trasmissione, avete visto i danni che sono creati qui all'interno di questa via storica della città di Sassari, ne riparliamo ancora, ripetiamo ancora una volta per i nostri concittadini, per coloro che vivono qui a Sassari, soprattutto in questa via, di avere pazienza, sicuramente il Comune farà in modo di risolvere poi queste problematiche. Abbiamo detto che la settimana prossima si scoprirà, ne parleranno i giornali, si scoprirà esattamente cosa è successo, se ci sono delle responsabilità, però è importante che i nostri concittadini siano pazienti. Certo, c'è da parte dell'amministrazione comunale grande attenzione al problema, si è attivata rapidamente per cercare di tutelare in primis i cittadini, ma anche per mantenere questo patrimonio boschivo, se mi passi il termine, che è storia di Corso Vico, che è storia di Sassari, che è storia della città e che quindi giustamente necessita di essere mantenuto anche come polmone interno alla città. Siamo a Sassari, siamo negli uffici del sindaco della città di Sassari, si è parlato di Corso Vico, si è parlato dei disagi dei nostri concittadini, noi abbiamo detto, come abbiamo detto loro, diciamo anche adesso, bisogna avere pazienza per fare in modo che poi la città diventi sempre più bella, ma parliamone col sindaco. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, ben trovato a lei, buongiorno a tutti. Allora, tanti disagi per i nostri concittadini, qualcuno ha parlato di Corso Vico, si è parlato di tanta negatività insomma intorno a questi alberi, cosa mi può dire? Ma sicuramente in Corso Vico è successo un fatto che avremmo preferito non succedesse, cioè c'è stata la caduta di un albero, stiamo verificando se ci sono delle responsabilità attribuibili ai lavori in corso, i lavori sono stati fatti in quell'area, ovviamente non dovevano provocare danni agli apparati radicali degli alberi e quindi non doveva succedere quello che è successo. Noi abbiamo istituito immediatamente una commissione d'inchiesta con degli esperti esterni all'amministrazione che approfondiranno e individueranno le responsabilità, quindi chi ha sbagliato sicuramente dovrà pagare, perché danni comunque ce ne sono e ce ne sono anche importanti. In più abbiamo provveduto immediatamente a mettere in sicurezza tutta quanta l'area, quindi per evitare che si ripetessero incidenti di questo genere abbiamo fatto venire il massimo esperto a livello nazionale di trapianti e di apparati radicali e stabilizzazione di alberi, che ha fatto un sopralluogo. Per fortuna gli altri alberi non sono in pericolo, si tratta adesso di valutare con appositi interventi che inizieranno subito dopo Pasqua che tipo di interventi necessitano per mantenere la stabilità. I nostri concittadini parlano di disagi, di responsabilità. Noi lo diciamo spesso, non solo sui cittadini di Sassari, ma su tutti quelli che in Sardegna insomma si lavora nei paesi. Se non si lavorasse la città non crescerebbe mai. Ma cosa succederà nel prossimo futuro a Sassari con tutti questi lavori? Soprattutto il centro storico. Aumenteranno sicuramente i disagi, ma questo l'abbiamo detto e l'abbiamo messo in conto. Stiamo cercando di recuperare un ritardo storico nella nostra città, dove le fogne non sono fogne, basta vedere i lavori cosa trovano sotto al posto delle fogne, trovano un liquame che ha ormai infiltrato completamente il terreno e che si riversa addirittura all'interno delle case. Ovviamente queste sono situazioni che non possono essere tollerate, abbiamo necessità di bonificare tutto il centro storico, di renderlo più appetibile sotto tutti i punti di vista, più vivibile, e gli interventi che stiamo facendo sono interventi di rifacimento alle piazze, di rifacimento alle strade, ma anche di rifacimento dei sottoservizi, in particolare la rete idrica, la rete fognaria e tutta l'illuminazione che era fortemente carente. E quindi la scelta che abbiamo fatto è stata di affrontare questi disagi, che sappiamo essere molti, costretti da tempi strettissimi. Entro il 2008 debbono essere finiti tutti i lavori, pena la perdita dei finanziamenti, ma con la certezza che dopo questi disagi avremo una città diversa e che i sassaresi e chiunque verrà a Sassari saprà apprezzare quello che è stato fatto, e quindi anche i disagi inevitabili che dobbiamo cercare di ridurre al minimo comunque saranno passati in secondo piano rispetto ai risultati. Bene, noi la ringraziamo, signor Sindaco, quindi un po' di pazienza per poi avere il prossimo futuro una città sempre più bella, sempre più vivibile. La ringraziamo di cuore, saluto tutti i sassaresi, arrivederci alla prossima puntata. Die Pro Die. In collaborazione con... Si chiama Lavazza Blu, è il sistema espresso di Lavazza, con l'esclusiva cialda Top Selection firmata Lavazza per un espresso sempre perfetto. E acquistando una modesta quantità di cialde, arriva gratis a casa tua. Lavazza Blu, per i maniaci dell'espresso, dai maniaci dell'espresso. Non essere triste, sono iniziati i saldi da Pinna Reda.
Compra oggi e la prima rata la paghi a luglio 2007 e per gli sposi sconti particolari per il loro arredamento. Da Pinarreda il risparmio è assicurato. Pinarreda, idee e design, a Sassari in viale Porto Torres 119. 24 sul video. Possiamo fare anche noi la tessera? Tanto sono in omaggio. Allora facciamo tutti Veniamo la tutti in tessera. via Ortobene numero 20 a Sant'Orsola a Sassari. Ciao! Sì, sì, sì!